Nova Gorica e Gorizia, capitale europea della cultura per il 2025. La piccola città slovena che ha scelto di gemellarsi con la Gorizia italiana è stata premiata rispetto ad altre più blasonate per dare un messaggio di unità e riconciliazione in luoghi in cui per 100 anni si sono alzati muri e combattute guerre fratricide. Prima che la storia è stata la geografia a segnare il destino di questa terra, posta sulla linea di faglia tra le tre grandi culture europee, quella slava, quella latina e quella tedesca, che qui si sono incontrate ma anche duramente scontrate. Ed è per questo che passeggiando per le due città si possono attraversare quasi fisicamente le tragedie del secolo breve, cominciando il nostro viaggio, come del resto è abbastanza ovvio, sui binari di una ferrovia. È la Jesenice-Trieste, alla periferia di Nova Gorica, inaugurata nel 1906 dall'arciduca Francesco Ferdinando, la cui uccisione, pochi anni dopo a Sarajevo, avrebbe dato il via alla Prima Guerra Mondiale. Un conflitto in cui Gorizia sarà sulla linea del fuoco. Sul Monte Sabotino vengono uccisi decine di migliaia di soldati italiani, austriaci e slavi. Oggi, dove si scavavano trincee, viticoltori italiani e sloveni producono vini che si esportano e apprezzano in tutto il mondo. La fine della Prima Guerra Mondiale porta Gorizia, per 1000 anni perla della corona asburgica, al Regno d'Italia, con cui era legata da storici legami culturali. Il sacrificio di 600.000 soldati che hanno reso possibile il compimento del nostro risorgimento viene celebrato dal Tempio Ossario di Oslavia. Tra le due guerre, Gorizia diventa anche la culla dell'acrobazia aerea italiana. Il quarto storbo, comandato da Amedeo Duca d'Aosta, sarà il nucleo fondante di quella pattuglia folle diventata oggi le Frecce Tricolori. L'avvento del fascismo in Italia segna un periodo di violente persecuzioni per tutte le minoranze etniche e culturali del nostro paese. Tra queste anche la comunità slovena, che da sempre vive a Gorizia. Lojze Bratuc, maestro di coro della piccola parrocchia di Piedemonte, viene aggredito davanti a casa dai miliziani fascisti e costretto a bere olio di macchina misto a vetri rotti. Morirà dopo settimane di terribile agonia. Lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale riporta Gorizia in prima linea, con i combattimenti che lambiscono i monti attorno alla città. Dopo l'armistizio viene occupata dalle truppe naziste e annessa al Terzo Reich tedesco. L'intera comunità ebraica che si riunisce nella storica sinagoga di Via Ascoli viene deportata nei campi di sterminio e cancellata per sempre. Poi, nel mirino degli occupanti, finisce anche l'identità italiana della città. I domobranzi, collaborazionisti sloveni al soldo dei nazisti, fanno saltare il monumento che nel parco cittadino celebra i combattenti della guerra 15-18. Poi, a conflitto finito, sono le bande comuniste del maresciallo Tito ad occupare Gorizia con l'obiettivo di annetterla alla Jugoslavia. Quasi 700 goriziani, italiani e sloveni, tra loro molti antifascisti, vengono deportati e fatti sparire nelle foibe. Con il trattato di pace del 1947, dopo altri 2 anni di occupazione, stavolta da parte degli americani, Gorizia ritorna finalmente all'Italia. Solo la stazione della Transalpina rimane in Jugoslavia, a pochi metri da dove viene alzata la cortina di ferro che sarà il simbolo della divisione europea. Per reagire allo smacco, il dittatore jugoslavo Tito invia i ragazzi della gioventù comunista a costruire una nuova città accanto a quella perduta. Sarà Nova Gorica, cresciuta per 50 anni a fianco, ma divisa, dalla Gorizia storica. A guardarle entrambe negli anni della guerra fredda 2 caserme, l'ultima in Italia, la prima in Jugoslavia. Sotto ognuna di loro una scritta: per noi viva l'Italia, nasce Tito, nostro Tito, per gli jugoslavi. Un modo per marcare anche simbolicamente una contrapposizione che era sia ideologica che nazionale. Per un giorno solo un confine della guerra fredda verrà pacificamente violato. Accadrà proprio a Gorizia, in quella che è ricordata come la Domenica delle Scope, quando migliaia di uomini e donne sfondarono i confini tra Jugoslavia e Italia per andare a riabbracciare parenti e amici rimasti oltre confine. Ma che sono pazzo! Ma le 2 Gorizie saranno testimoni dell'inizio di un'altra grande tragedia. Al valico confinario di Casarossa, che separa la città, i carri dell'armata jugoslava vengono presi d'assalto dai volontari sloveni in lotta per l'indipendenza. È il primo giorno delle guerre balcaniche, che negli anni seguenti mieteranno decine di migliaia di vittime tra Croazia, Serbia, Bosnia e Macedonia. Oggi il titolo di capitale europea pone fine anche simbolicamente ad un secolo doloroso, celebrando il lavoro di chi ha saputo con pazienza e determinazione costruire ponti attraverso le tempeste della storia.
è una premiazione dei anni di lavoro che hanno fatto i nostri predecessori, che hanno cercato di ricucire il territorio che era spaccato dal XX secolo. E l'entrata della Slovenia nella Unione Europea ha accelerato il processo moltissimo, e questo probabilmente è una culminazione storica che ci dà un incoraggiamento per fare passi avanti in questa direzione.